Amici bellini, lo so benissimo, non me ne frega niente della partita, però c'è, dobbiamo ragionarci. Però vi dico due cose su Pioli, ve le volevo lanciare l'indirizzo. Ya. Allora, è stata una giornata europea, perché poi ditemi quello che volete voi, l'Europa League, la Conference League, solo la Champions League. Intanto sono partite bellissime, emozionanti, partite che fanno discutere, partite che ci tengono anche davanti allo schermo, e ci sono delle storie, ci sono dei... Benvenuto Giuseppe Imparato, benvenuti nuovi iscritti, dobbiamo arrivare a 22.000, siamo dietro l'angolo per 21.900, siamo là, 22 è il numero del capitano. Prima che il capitano se ne va all'Aston Villa, vediamo di arrivare, ditelo a qualche amico che ma ti piace, segui, ditelo a qualche amico, così lasciate i like, lasciano i like gli amici che non mi conoscono ancora e mi fate una cortesia, andiamo anche live. Quindi live succederà qualche cosa, perché la pre-live è importante, la live di pre-partita mi piace, è un po' più tranquilla rispetto al post-partita, quindi posso far parlare di più voi. Bene, benissimo. La questione Pioli. Ecco, Empoli-Napoli, la formazione. Noi con analisi tattica ci possiamo spostare e possiamo dirci tra di noi, visto che Maronna mia, la conferenza come mi fa incazzare. È proprio, il risultato è proprio questo, che il tifoso lo sapete che domani c'è l'Empoli, lo sapete che si gioca domani, lo sapete a che ora si gioca? Niente, perché non si può fare la conferenza, non si possono chiedere cose a calzona, non si può migliorare. Abbiamo mollato a partire dalla società, i tifosi, a qualcuno interesserà ancora, a qualcuno meno. Complimenti, mi sembra la cosa più giusta da fare. La formazione onestamente è presto detta, anche perché abbiamo il report dell'allenamento. Vedete Juan in prima fila con Simeone subito dietro, Osimhen, c'è Nathan e c'è anche un Dendonker con gli occhi chiusissimi. Guardatelo come tiene gli occhi, sta proprio... No, è bellissima questa immagine. Questa doveva essere questa l'immagine di copertina, e invece no, Pioli, perché altrimenti non clicca nessuno. Dendonker, mamma mia, che tenerezza. Insomma, ci fanno sapere che si prepara, eccetera eccetera. La squadra ha lavorato sul campo 2, molto interessante, lavoro tecnico Contini a lavorare, quindi anche Contini ha recuperato. Per Olivera personalizzato in palestra e in campo, quindi non è vicino, l'ultima volta avevamo letto personalizzato in campo, è tornato in palestra, quindi è da considerare non vicino al recupero. Vediamo un Kvara in estirada che controlla questo pallone, e non ci sono altre notizie, quindi Juan Jesus ha recuperato e non ci dovrebbero essere altri indisponibili se non gli squalificati. Quindi dobbiamo togliere Rachman, dobbiamo togliere Mario Rui, togliamo Olivera, togliamo Contini anche se ha recuperato, mettiamo Mere. Come urlano i bambini, insomma, Nathan terzino sinistro, nessuno lo sta dicendo, ma potrebbe anche essere una soluzione. Lo mettiamo lì, anche perché se quello non l'ha visto mai come centrale, che ne sai? Questa è una domanda interessantissima da poter fare a calzone, ma non è che Nathan ti convince di più, perché Nathan nasce terzino, Nathan lo abbiamo visto terzino, non spingeva tantissimo onestamente, ma Mazzocchi è comunque a piede invertito, quindi è una domanda tattica, tecnico-tattica interessantissima per Calzona. Preferisci un Mazzocchi che giocando lì alla Zuniga, quindi col piede destro sul versante sinistro, può rientrare e può entrare in mezzo al campo, o preferisci un Nathan che comunque è mancino, che ha nelle sue caratteristiche la sventagliata, la famosa sventanatan verso Politano o Ngonge, insomma in quella zona lì, e quindi tutti quanti dicono Mazzocchi, anche secondo me gioca Mazzocchi, ma teniamo presente che abbiamo questa opportunità. Ora, difficile, io se mi metto nei panni di un allenatore, al di là dell'adattamento, io voglio tenermi un centrale in panchina, perché se dovesse succedere qualcosa, quindi Nathan te lo devi tenere in panchina come sostituto se succede qualcosa, perché se già sta in campo, certo lo puoi spostare, però magari già ha speso tanto, e quindi questa dovrebbe essere la difesa, e speriamo che Mazzocchi possa fare una buona partita su quel versante. Lobotka, Anghissà,
e invece di Cajuste io ripropongo Zielinski, che calzona, insomma, sfrutta finché ce l'ha anche dall'inizio, lo fa uscire, lo controlla. Traoré è sparito dai radar, come è sparito dai radar anche Lindstrom, quindi Kvara. Invece di Raspadori ci mettiamo Osimhen, anche con la mano fasciata. Ngonghe, Politano, resta un bel dubbio. Politano c'ha il piede caldo sicuramente, però Ngonghe, Politano, visto che Ngonghe una volta è partito da titolare, potrebbe essere una sorpresa contro un Empoli che possiamo andare a vedere con un Amrabat tattico. Ecco, vediamo come ce la porta il fantacalcio. Caprile, che dobbiamo guardare da molto vicino per capire se Caprile, se può Caprile oppure non può Caprile per l'anno prossimo. Berezinski, che sta giocando anche benino nelle partite che ho visto. Valucievski, mai sentito in vita mia questo difensore dell'Empoli. Conosciamo bene Luperto, conosciamo Giasi. Marin, attenzione Marin, uno dei miei pupilli, Simone Bastoni, che poi da terzino sinistro diventa anche mezzala, diventa anche centrocampista di ottima qualità. Pezzella giù, Zurkowski su, perché attenzione a Zurkowski, il gol io l'ho messo titolare nel fantacalcio proprio per non farlo segnare, poi vediamo che succede. Cambiaghi, che è un peperino, e Niang, che ha avuto un ottimo impatto con Nicola. La formazione del Napoli è confermata, quello che vi ho detto io dovrebbe essere questa. E quindi nemmeno Ismaili, compriamo Ismaili, Kovalenko, Cancellieri, Cerri, destro, Caputo, spendi. Questa poi è la cosa importante da fare, bisogna spendere a un certo punto e questa è la condizione. Poi ci troviamo facendo, io volevo fare un approfondimento perché molti mi stanno scrivendo, ma al decimo quante squadre, se poi una vince l'Europa League, perché c'è la possibilità che, attenzione alle Leverkusen, attenzione, l'Olympique Marsiglia, però Atalanta e Roma si possono giocare una grande chance di vincere l'Europa League. E quindi che succede? Leggo da cronache di spogliatoio, nella prossima stagione metà Serie A potrebbe giocare le coppe europee, 8 italiani in Europa. Partiamo da un dato di fatto: il prossimo anno ben 8 squadre italiane fra Champions, Europa League e Conference League. Ad oggi 5 giocano nella massima competizione, 4 più 1 del ranking, le altre 2 in Europa League e una in Conference. Ma non è finita. Per avere 6 squadre in UEFA Champions League, una fra Atalanta e Roma dovrebbe vincere l'Europa League senza rientrare fra le prime 4, ed è anche plausibile. Se il Bologna non si squaglia è anche plausibile. Quindi l'Italia avrebbe una sesta squadra in Champions, le prime 4 la vincitrice dell'Europa League, la quinta o la sesta classificata in Serie A. Di conseguenza a seguire la settima andrebbe in Europa League e l'ottava in Conference. Non è che poi diventano ancora altre 2 in Europa League. Da 8 a 9 squadre. Per salire da 8 a 9 nelle prossime coppe ci sarà una condizione: Atalanta o Roma devono vincere l'Europa League e al tempo stesso classificarsi dall'8º posto in giù. Non è facile, e l'Atalanta non deve vincere la Coppa Italia. Molto dipende dalla Fiorentina, italiano, che ieri si è abboccato con questo. Ho visto delle cose strane che si è abboccato, vabbè, poi ne parliamo. Se la Fiorentina vincesse la Coppa e arrivasse al 9º o al 10º posto, un'altra squadra avrebbe accesso alle coppe, nello specifico alla Conference League. Insomma, al di là di tutte queste combinazioni, rassegnatevi, secondo me il Napoli in Conference ci va, e a quel punto dobbiamo capire un allenatore che le coppe le sa fare. Io vi volevo tranquillizzare, mi ero permesso di fare questo, no? perché lui è il prescelto, è indicato proprio dal Signore. Dobbiamo fare un paio di diverse riflessioni. Allora, prima di tutto, l'idea che lui fallisce, di conseguenza il Milan se ne vuole liberare, come la Fiorentina si vuole liberare di italiani. Il Milan strizza l'occhio a Conte e Conte onestamente strizzerebbe l'occhio al Milan. Ecco che il Napoli diventa la soluzione B, C, D. Al di là delle preferenze di De Laurentiis, che sicuramente vorrebbe uno di grido, gli piace l'idea di Conte, eccetera eccetera, non so quanto a Conte piace l'idea di De Laurentiis, perché il Conte ha detto la piazza, non ha detto io adoro il presidente, capiamoci anche sotto questo punto di vista. E ha detto piazza che mi piace, calda, ma io vado per vincere, non vado per partecipare, quindi capiamoci su questa cosa qua.
l'idea che adesso se il Milan scarica Pioli, adesso il Napoli si fionda su Pioli, io ve l'avevo detto, odio quando si deve fare però molti non so, magari voi non siete iscritti, state guardando il video per la prima volta, sono stato il primo a parlare di Pioli, quando tutti parlavano di Italiano, quando si parlava di Sarri, il ritorno di Sarri, eccetera eccetera. Oggi si parla di Montella, io però vi avevo già detto Pioli e vi dico adesso, tranquillizzate, il Napoli una scelta del genere non la fa, perché se De Laurentiis guarda il curriculum europeo, perché Garcia l'aveva scelto, sei andato in semifinale là, eccetera eccetera, non gli sarà piaciuto quello che ha fatto Conte, Pioli, altro che Conte, nella situazione là, e state tranquilli che uscirà un nome, perché stanno rifacendo l'elenco, tra un po' domani, tra qualche giorno uscirà di nuovo Roberto Mancini, perché in qualche giorno fa è uscito anche Fonseca, si è ridetto Paolo Sosa, si è ridetto Montella, e insomma ogni giorno ci dicono un nome diverso. Visto che stanno parlando molto di Pioli, lo possiamo depennare, state tranquilli. A me come idea Pioli piace perché è un allenatore che è stato nella burrasca, è un allenatore che comunque è riuscito a far risalire il Milan nelle posizioni che competono al Milan, è un allenatore che comunque a livello di punti ha fatto bene anche quest'anno, però ha fallito diverse occasioni, non se lo possono sopportare più, e avrebbe quell'esperienza almeno di mettere a posto un ambiente che già parte col Pioli out. Vi renderete conto che si è talmente pompati, siete che sono stati scemi i tifosi che hanno abboccato a Conte, si è talmente pompato Conte che adesso chiunque arriva non funziona. Allora io vi dico, un Pioli secondo me riuscirebbe, partendo bene, a portarsi una parte della piazza dietro. Un italiano secondo me rischia brutto, come rischierebbe un Montella, come potrebbe rischiare chiunque altro. Serve uno, ecco perché io voglio arrivare più vicino a Spalletti possibile, non super integralista con il modulo, non super integralista con le sue idee, perché Spalletti le ha plasmate nei 2 anni, però con attributi pesantissimi per evitare qualsiasi tipo di polemiche. Quando uno comincia a cacciare, ve lo ricordate Spalletti con Auriem, dice lei bravo, è venuto, io ho sentito, ho letto tutto, poi ne parliamo. Secondo me Pioli è uno di questi. Non lo so gli altri più giovani, perché fa piacere l'idea di un allenatore un po' più giovane con idee moderne, però Pioli le idee moderne ce le ha, non è che è uno che non studia. Poi le ultime cose sicuramente non convincono, perché il Milan con un uomo in meno non è riuscito a impensierire la Roma più di tanto. Diamo i meriti di quello che sta facendo la Roma a un grandissimo allenatore, un grandissimo uomo e un grandissimo comunicatore come Daniele De Rossi. Lì la Roma ha svoltato, ha saputo farlo con i tempi giusti, ha individuato quello là giusto, e quindi su questa scia potrebbe anche tornare, perché Cannavaro continua a dirlo ad ogni piè sospinti, io prima o poi devo allenare il Napoli, e mentre a noi piacerebbe come figura magari dirigenziale, perché grande aura Cannavaro, lui si propone come allenatore. Non lo so se a De Laurentiis fa piacere questa cosa qua, ma dobbiamo ad oggi tenere aperte tutte le possibilità e tutti gli scenari per quanto riguarda l'allenatore, perché lo conoscete, lo conosciamo benissimo il presidente, e appena un nome comincia a prendere un pochino più di piede, diventa più caldo e tutti si convincono che sta per succedere, lui cancella tutto. Facile che ci abbia parlato, che stia facendo i suoi sondaggi, cancella tutto e prende un altro che invece non era così. Bello e buono uscirà Juric, capitemi, non può arrivare Gasperini, perché si parla di Gasperini, figuratevi se non ha senso parlare di Gasperini. Tutti questi nomi per me, da youtuber che faccio l'analisi del cazzo, se li fanno parlare ci divertiamo, sicuramente ci divertiamo. Poi sul campo ognuno va analizzato in un certo modo, ma mi piace l'idea di parlarne con voi più tardi anche in live. Voi lasciate il commento qua, benvenuto mister, così è un commento aperto dove tutti hanno ragione, scrivete benvenuto mister, perché qualcuno deve arrivare e quindi nessuno avrà torto. Però poi in live approfondiamo, perché dobbiamo parlare anche della rosa, perché sì, l'allenatore sì, a che giocatori ha intenzione di dargli, e questo è importante. C'è stata un attimo una calma, avete visto? Si è abbassato un attimo la cosa del mercato, David, quell'altro, adesso si parla dell'allenatore, perché Pioli è un nome caldo, è un hashtag, perché è successo quello che è successo in Europa. L'Europa è importante, il ranking è importante, ve ne siete resi conto che poi vanno più squadre in Champions. Se
snobbiamo le coppe, facciamo harakiri, e invece no, importantissimo e ci tengo moltissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fate le cose vostre, il link per la live di oggi è già pronto, quindi andate, i like preventivi, poi ci vediamo dal vivo, alla grande, dai!